Sblindo Studios presenta. Ma guarda un po', il buon caro Sondazzo. Sì. No, sempre pronto a scandagliare, lui scandaglia. No, non rompe le palle, scandaglia, ecco, è tutt'altra cosa, no? Noi scandagliamo, l'umana genia e vediamo cosa da essa, si propaga all'intorno nel mondo. Normalmente io quando telefono per pigliare un po' per il culo dico, a volte no, dico lei è meravigliosa, è un pilastro, non un pilastro, è fantastico, di cose molto belle e questi si incazzano. Proviamo a fare il contrario, sempre con tono entusiastico, ma dire che magari è un ghiozzo, ecco, un ghiozzo, vediamo se insomma, no, a volte può essere più, cioè, lei è un meraviglioso, cioè praticamente un ghiozzo. Vediamo se invertendo un po' la possibilità di insomma di concetto si riesce lo stesso ad avere un'incazzatura, insomma, oppure addirittura forse il contrario, un compiacimento, non lo so. Vediamo un po', voglio provare a dire cose spiacevoli in modo entusiastico, sì, no, perché no, sempre che qualcuno mi risponda. Siamo in una zona del sud e devo dire che qui non... ecco, alla fine è arrivata. Signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, è la moglie del signor Orlando? Sì. Bene. C'è il signor Orlando? No, non c'è. E quando lo posso trovare, signora? Io con chi sto parlando? Io, guardi, sono un grandissimo ammiratore del signor Orlando, però lei dovrebbe essere così gentile da dirmi intanto se il signor Orlando torna o non torna. No, adesso non c'è, che adesso, è andato. L'importante è che sia andato, vuol dire che è in grado di camminare, andare, insomma, e tornare, quindi è vivo. Ecco, volevo dire, cara signora, posso lasciar detto a lei una cosa? Dici? Come? Come Dicimi. Dicimi. Senta, volevo dire, guardi, io sono un grandissimo ammiratore di Orlando perché è un ghiozzo meraviglioso. Guardi, lui ha questo dono di essere così ghiozzo, ma così ghiozzo, che guardi, io lo invidio. Lei è una donna fortunata, sa? Senta, ma lei mi può chiamare più tardi? Sì, perché mio figlio può parlare con lui, perché io ho la febbre addosso e non posso stare. C'ha la febbre addosso, signora. Mi dispiace, sa, questo non vorrei che... insomma, mi vuole telefonare tra una mezz'oretta, c'è mio figlio e gli può dire tutto. Va bene, comunque dica a suo marito che complimenti, è un grande ghiozzo, va bene? Ghiozzo. Va bene. Ma lui telefona più tardi. Come? Mi telefonate più tardi. Sì, senz'altro, signora, però si ricordi ghiozzo. Buongiorno. Buongiorno. Si rimetta. Ecco. Ma figurati, proviamo, andiamo a vedere se qualcun altro individua in questa parola un elogio, oppure forse tutt'altra cosa. Voi che dite? Io direi di no, cioè elogio direi proprio di no. Però... sai, la signora voleva levarmi di mezzo alla svelta, dice io ho la febbre addosso, poi sa, non capisco nulla, sono una donna, sono vecchia, ma importa, è vero, vero? Ma che voci c'ha? Sono tutte, anche le segreterie telefoniche hanno l'imbuto. Va bene, d'accordo, no, non c'è problema. Si va da altri ancora, insomma, certamente, perché non ci interessa la segreteria telefonica in questo momento, almeno non mi ispira niente. Vediamo un po'. Ho fatto un altro numero e cerchiamo di dare a queste persone qualche conforto nella vita, dire finalmente una cosa buona, un elogio, un complimento, su, certo, è vero. Sì.
Però sai, ci vuole un po' di tempo prima che qualcuno risponda. Ho capito che qui ci mettono molto se sono in casa, se non ci sono ci mettono ancora di più, quindi forse diamo altri 2 squilli di comporto a questa famigliuola che peraltro non ci dà alcun supporto auditivo. Come parlo oggi? Non lo so. E vediamo che cosa consegue da tutto ciò. Bello. Il numero selezionato. No, il numero selezionato, cosa c'ha il numero selezionato? Che c'è? Io me lo mando. Vabbè, d'accordo. Andiamo a un altro numero. Selezioniamo, anzi, un altro numero, che non si dice selezioniamo, capito? Quando fate un numero di telefono, voi non lo fate, non lo formate, voi lo selezionate, ricordate? Devo selezionare 5 per... Ma no, selezionare una fava, ma insomma, io non lo so. Vabbè, d'accordo. Comunque ricordatevi che il verbo è quello, selezionare, va bene? Ecco, scusa, devo selezionare un numero al telefono. Ecco, parlate così vi pigliamo per il culo tutti. Questo è il linguaggio telecomico della Telecom, quindi telecomico, appunto. E vediamo, sentiamo un po', sì. Pronto? Sì, pronto signora, ho selezionato il numero giusto, ho selezionato il numero di Mario? Chi parla? Sì, no, io sono un grandissimo ammiratore di Mario, lei è la moglie signora? Di quale Mario? Mi chiedo scusa. Mario, penso suo marito. No. Lei non ha un marito che si chiama Mario? No. È un parente comunque? No. Un figlio? Ho sbagliato. Un nipote? No. Ma no, scusi, non c'è nessun Mario lì? Ma chi parla? È sull'elenco, mi scusi, se no qui, appunto, lei mi deve dire, non faccia tanto l'omertosa, Lei è omertosa, omertosa! Chi parla? Lei è molto omertosa, signora, Ma c'è Mario, guarda, lo rifò col ditino. No, perché guarda, sennò poi dice che Mario, guarda. Uguale a prima. Vediamo un po'. Hanno paura, sono zone strane. Dai. Pronto? Pronto signora, buongiorno. Vorrei parlare con Mario, per favore. Senti, ma si può sapere con chi parlo? Scusi, c'è Mario? No. Le sto dicendo di no, voglio sapere con chi sta parlando. Ma guardi, io sono un amico e estimatore di Mario, sono Pasquale. Sì, di quale Mario? Pasquale, io sono Pasquale. Ah, sì, e lei quale Mario cerca? Quello Mario, lì mi ha dato questo numero, scusi, c'è anche sull'elenco, c'è scritto Mario. Ah, sì, allora lo so dove andare a trovarlo, al cimitero. Allora perché non me lo dice subito? Testa di minchia di donna, no, davvero, sì. Non c'è nessun Mario. Ma questo poveretto non solo è morto, ma hanno anche steso un velo di piombo sulla sua memoria, Cioè proprio non esiste nemmeno nel ricordo. Ma questo nome non gli dice nulla a loro. Tutta alla fine vai al cimitero. Mamma mia. Vivere tutta la vita in una famiglia così, no? E poi morire e sentire che queste... Mamma mia, povero Mario, che vita t'ha fatto, che vita. E che morte. Ha sbagliato il numero. Di la verità. Cioè l'avete proprio cancellato dal ricordo. E che vi ha fatto mai, povero Mario? Mario, non ti preoccupare, eri solo un po' ghiozzo, ma per il resto andavi bene. Le donne. E qui non risponde nessuno. E che si deve fare? Ma ditemelo subito, Mario, non c'è più. Così tanto sono abituato, i morti si trovano spesso nel sondazzo. Basta dirlo, no? C'è mica bisogno di fare tante. Gente antepatica, Nini. Oh mia, me ne antepatica sta gente. Ai. Sì. Poi quelli non ci sono. Quelli ci sono veramente strunzo. Niente. Ho capito. Si vada qualcun altro, figurati. Sì. Che poi più mi fanno così, più coltivo un desiderio di aspra vendetta, vero, nei loro confronti. Sì. Selezionare 5. Sì, no, non voglio selezionare, capito? Non voglio selezionare niente.
cioè selezionare, casomai dite se vi va, se volete, senza impegno, se volete selezionare 5, no, selezionate 5, è un imperativo. Ma cosa seleziono? Io seleziono quello che cazzo, no, mi pare, no, ma è gente, ragazzi, mamma, selezionate te e selezionati in famiglia tua, ma che lo so, ma vabbè. Pronto? Pronto signora, buongiorno. Che c'è? Pronto? 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 Che gente strana. Pronto? Sì, io sono pronta. Anch'io sono pronto signora, però qui non so con chi devo parlare, se una voce. Se voi non mi dite chi siete, qui è Casadamo. Senta una cosa signora, c'è il signor Ezio? Un minuto. Un minuto? Un minuto che chiamo e risponde subito. Un minuto è lungo. Che bella canzone. Che cos'era? Non sappiamo via così. Un minuto è lungo da aspettare se non è vissuto Pronto? insieme a te. Pronto? Sì. Ezio? Sì. Buongiorno, io le voglio fare i miei complimenti, caro signor Ezio. Complimenti davvero vivissimi, io l'ammiro tanto, sa? Chi è lei? Io sono un suo grande ammiratore, lei è il più ghiozzo che io abbia conosciuto, guardi, un uomo ghiozzo come lei non l'ho mai trovato, guardi, complimenti veramente, ma ghiozzo, cioè veramente quando uno è ghiozzo, ha questo dono, ecco, io non ce l'ho, non l'ho mai avuto. Complimenti davvero, signor Ezio, è tanto ghiozzo. E lei chi è? Guardi, io mi chiamo Pasquale, sono un suo ammiratore, io la ammiro da lontano perché non oso nemmeno avvicinarmi a lei perché lei per me è sacro, lei è il ghiozzo sacro, il sacro ghiozzo, finalmente l'ho trovata, glielo volevo dire. Guardi, lei sa che insomma le sto facendo un complimento, no? Dimmi chi sei. L'ho detto, mi chiamo Pasquale. Io ti volevo dire, Ezio, lei è ghiozzo da morire. Guardi, io come la invidio, sapesse come la invidio, vorrei tanto averla come padre, come fratello, come non lo so, in famiglia mia non c'è nessun ghiozzo. Ma di dove sei, scusa? Di dove sei? Io sono toscano di origine, no? Però vivo qua e le devo dire, caro signor Ezio, che non ho mai, guarda, nemmeno in Toscana trovato dei ghiozzi come lei. Lei è un ghiozzo fantastico, cioè, guardi che se glielo dico io ci può credere. Dimmi chi sei, io ti dico che fa schifo. Chi è che fa schifo? Capito? Ma perché? Ho detto, ti ho fatto un complimento, no? Dimmi chi sei. Io sono Pasquale Lomartire. Pasquale Lomartire. Amico mio. Eh? Hai sbagliato l'indirizzo qua? Sì, è l'indirizzo mio? No, hai sbagliato tu, Pasquale. Ma no, Ezio, tu sei ghiozzo, cioè ti rendi conto di essere ghiozzo che cosa significa? Ezio. Dove è andato? Ezio. Perché ce l'aveva con me? Ezio. Non ha riattaccato. Però non sta parlando con nessuno. Sento una voce femminile. Ezio! Ezio! Rispondimi, Eziandio! Sentite che carattere hanno questi. Mamma mia, ragazzi. Ezio! Ezzino? Ezzino? Ma lei chi è, scusi? Signora, guardi, io stavo parlando con Ezio, gli ho fatto un complimento, gli ho detto che lo ammiro tanto. Ma se lei non si pronuncia, che cosa vuole? Questo cazzo di complimento si deve pure pronunciare su qualche cosa. Ma signora, io gli stavo dicendo a Ezio che lo ammiro tanto perché lui... ma perché, scusi? Per il lavoro? Ma per io che cosa? gli ho detto nome e cognome, il mio nome e cognome gliel'ho detto. E si vede che forse ha sbagliato numero, ma scusi. No, signora, Ezio è il più ghiozzo che io conosca, è ghiozzo da morire, fantasticamente. E ma che cosa significa questo ghiozzo? Io non la capisco, scusi. È un complimento, signora, è un complimento. E allora, ma se mio marito non vi conosce, scusate. Lo so, però mi ha detto delle male parole, signora. Sì, perché non vi conosce. Ma perché uno che non conosci lo devi offendere? Ma sentite un po', se uno chiama col telefono, ti dice un sacco di complimenti, uno lo piglia la pure per un frocio, Uno frocio?
Allora ad un certo punto dice che mi hanno perché complimenti, non si stima, non lo conosco. Ma io lo ammiro da uomo a uomo e gli dico guarda, io vorrei essere... Ma scusi un po', se mio marito non vi conosce, va bene? Sì. Non vi conosce. Allora non vi conosce. Lei gli chiama, gli dice che gli vuole parlare, gli fa un sacco di complimenti. Esatto. E se lui non vi conosce, è inutile che lei si esprima tanto a fare. Ma dei complimenti, mio marito è un uomo normale come tutti gli altri. Suo marito è un grande ghiozzo, glielo dico io, un ghiozzo come lui non c'è mai stato sulla terra, guardi, glielo dico io, ma lei è fortunata. Ma voi dove l'avete conosciuto mio marito? Io l'ho conosciuto così, un po', diciamo, lui è talmente ghiozzo che quando lo incontri e parli con lui te ne accorgi subito. Ma voi sentite, voi state parlando a Catanzaro. Sì, con Catanzaro, voi siete venuti a Catanzaro? No, io abito a Catanzaro, signora. Allora dove l'avete conosciuto? L'ho conosciuto in un bar una volta, no? E stava parlando con una persona e io ho detto senti questo come ghiozzo, perché a sentirlo parlare si capisce subito che è molto ghiozzo, no? Sì. È ghiozzissimo, guardi che è un complimento, non ce ne sono mica tanti come lui, allora io... E mio marito che lavoro fa? Non lo so. Allora, sentite, ma cosa vuol dire? Perché dovrei saperlo? Complimenti se non sapete nemmeno che lavoro fa. Ma che me ne frega a me del lavoro che fa? Io penso allora alla persona, all'uomo, al ghiozzo, all'Ezio Ghiozzo. Avete capito in che città siamo? In che gente c'è in questa città? Si è capito? L'ho richiamata perché ho solamente pochi secondi, ma un altro ghiozzettino glielo voglio regalare. Pronto? Guardi, è ghiozzo da morire, talmente ghiozzo che anche se non so che lavoro fa, non me ne frega un cazzo di Ezio che è ghiozzo, insomma è ghiozzo e ghiozzo, e ho l'impressione che di ghiozzi come lui ci sia solo lui. È andata via? Che ghiozza anche lei. Vabbè. In ogni modo nella seconda parte cercheremo di vendicarci come sempre. Vendetta, tremenda vendetta. Buongiorno da Daniela Ubaldi. La manovra economica da 7 miliardi e mezzo di euro piace all'Ecofin ma solleva un coro di critiche. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete